Senza sangue e senza emocomponenti l'ospedale si ferma. Senza sangue e senza emocomponenti ci fermiamo anche noi, ecco il motivo per cui sono importanti i centri di raccolta sangue. Il reparto di medicina trasfusionale dell'azienda ospedale di Padova è tra i dipartimenti più importanti e al contempo meno famosi dell'ospedale cittadino. Nel solo 2023 sono state raccolte 14.000 sacche di sangue, sono state soddisfatte 48.000 richieste trasfusionali, sono stati presi in carico 12.000 pazienti trasfusi, numeri che raccontano l'eccellenza del reparto. Si conferma un'eccellenza perché abbiamo delle attività molto specialistiche che vengono eseguite qui a Padova. È un'eccellenza perché ha dei numeri molto importanti, non può non averli avendo alle spalle un ospedale delle dimensioni qualitative e quantitative dell'ospedale di Padova. È un'eccellenza perché i miei collaboratori sono eccellenti. L'importante lavoro fatto anche dai donatori consente alla Regione Veneto di essere autosufficiente nel panorama nazionale. Tenga conto che la Regione Veneto, dove c'è un'organizzazione molto solida, molto robusta di donazione, ha questa caratteristica di autosufficienza, per cui ci sono delle compensazioni per cui se una provincia va in sofferenza, le altre province vanno a supportarla. Tenga conto che la Regione Veneto non solo è autosufficiente, ma va a supporto di altre regioni. Esiste una quota di sangue donato nel Veneto che va a supporto per esempio della Sardegna, dove il numero di donatori è inferiore ma il numero di riceventi è molto alto perché esistono delle emoglobinopatie in Sardegna, tipo la talassemia. Medicina trasfusionale può contare su 11 medici, 8 biologi, 28 tecnici di laboratorio, 14 infermieri, un coordinatore e 6 OS.